Fabrizio Natale, esperto di demografia al JRC di Ispra e autore del report su demografia e cambiamenti climatici. Ci può spiegare qual è il rapporto tra demografia e cambiamenti climatici? Il rapporto tra demografia e cambiamenti climatici va in due direzioni. Da un lato la demografia condiziona il livello di emissioni a livello globale e dall'altro i cambiamenti climatici possono impattare sulla popolazione, i trend demografici per le conseguenze che vediamo tutti quanti nelle nostre regioni e nelle nostre aree. La conseguenza di un incremento demografico sulle emissioni è descritta da una semplice relazione in cui abbiamo la popolazione in interazione con il livello di sviluppo economico e con la tecnologia. Attraverso la tecnologia possiamo ridurre l'effetto dell'incremento di sviluppo economico sulle emissioni, ma comunque la popolazione rimane un fattore chiave nel determinare le emissioni nel futuro. Ormai i trend demografici non sono più in una fase esplosiva come negli anni 70, ci stiamo avvicinando al picco della crescita della popolazione a livello globale, ma questo non significa che la demografia non abbia rilevanza per le emissioni. I 2 miliardi quasi di popolazione che ci attendono in termini di crescita globale da qui agli anni 70 avranno un effetto fondamentale sulla crescita delle emissioni, ma non solo è un problema di popolazione in termini totali, ma anche di caratteristiche demografiche. Quindi la struttura di età condizionerà come consumiamo e quindi le emissioni. Ecco, l'aspetto più rilevante del report che avete presentato oggi, qual è? Quello che potrebbe più allarmare la popolazione? Non vedrei necessariamente una ragione per allarmarci. I trend demografici sono trend di lungo periodo, quindi non c'è nulla che avverrà nell'arco del prossimo anno, si tratta di fenomeni che avvengono nell'arco di decenni e quello che ci deve preoccupare in qualche modo è il trasferimento della responsabilità delle emissioni in modo crescente sulla popolazione di anziani. Nel nostro rapporto prevede che intorno al 2060 più del 40% delle emissioni sarà prodotto da persone al di sopra dei 65 anni e questo richiede che tutte le nostre politiche si devono adattare alle emissioni prodotte da un gruppo di popolazione che normalmente è meno disposto e ha meno possibilità di reagire al cambiamento climatico. In Italia intanto le culle sono sempre più vuote però. Sì, questo Qual è la vostra ricetta? non c'è una ricetta facile per innalzare il livello di fertilità in Italia e questo è un problema che riguarda parecchi paesi nel mondo, anche all'interno dell'Unione Europea ci sono altri paesi che hanno gli stessi trend demografici, l'Italia è particolarmente svantaggiata rispetto agli altri paesi ed non è ancora chiaro che cosa può portare a innalzare i livelli di fertilità.